Deve tener conto che nessuno fa la guerra, fa la guerra per la pace che segue la guerra. Che in Sardegna si susseguono le manifestazioni di protesta per la mastodontica esercitazione della NATO, la più imponente dai tempi della guerra fredda. 36.000 soldati di 30 nazioni impiegati tra Spagna, Portogallo e appunto Italia. E scenario principale ancora una volta la vastissima area di mare e terra del poligono militare di Capo Teulada. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang. Sul poligono di Capo Frasca, nell'Oristanese, i sorvoli a bassa quota si svolgevano fino all'anno scorso anche in piena stagione balneare. Mi permetto di citare che l'anno scorso, a novembre 2014, ci sono state le esercitazioni a Capo Frasca da parte dei tedeschi, non nel 1944 ma nel 2014, ci sono stati danni, incendi e il contratto prevedeva che tutti questi danni venissero pagati, come ha detto la signora Merkel, dall'Italia. L'interesse a livello statale è differente dall'interesse a livello locale. Terra non si può assolutamente andare, lo stesso anche i pescatori per esempio devono fare un giro, qua c'è la laguna di Marcedì, devono fare un giro molto largo per uscire fuori, per quanto ci sono anche ordigni inesplosi. Io so che non ci fanno lavorare, basta, abbiamo la base qua che non ci fanno lavorare, non lavorare, manco entrare ci fanno. A Teulada, sede del poligono più grande, almeno i pescatori hanno avuto, dopo lunga lotta, il loro indennizzo. Siamo danneggiati, anche tanto, però ci viene riconosciuto un indennizzo, siamo la parte forse meno lesa rispetto alla popolazione. È vero che ci sono un po' di pescatori fasulli qua? Guardi, veri pescatori siamo pochissimi, però sono in regola. Non vanno mai a pescare, però risultano pescatori come lei. Uguale, identico, per la legge è così. È il governo che non ha messo i paletti, perché vogliono voti, non vogliono altra cosa loro. Ruben è un civile, con la casa a Teulada e il terreno di famiglia ai confini del poligono. Da 8 anni lotta contro un linfoma non Hodgkin. Sono in remissione completa, anche se comunque sono sotto controllo ogni 6 mesi. Tu a questi rumori che stiamo sentendo sullo suono ti sei abituato? Sì, ci sono abituato, anzi si sentono ben chiari e distinti fino in paese, fino in centro del paese dove abito io. Addirittura in certi casi vibravano pure i vetri. Difficilmente Ruben sarà risarcito, poiché la legge riconosce il danno solo a chi risiede entro 1,5 chilometri dal poligono e nemmeno in tutti i casi. Certamente molti verranno esclusi dai risarcimenti. Però entro 1,5 chilometri il danno è riconosciuto. È riconosciuto, ma è riconosciuto quando è evidente il nesso causale, insomma in qualche misura c'è sempre, poi da parte dell'amministrazione militare ci sono sempre resistenze. Tutte le richieste di chiarimenti, le indagini che erano state fatte sulla pericolosità, per esempio non so, dei proiettili all'uranio impoverito da parte dell'Inghilterra, della Svizzera, della Svezia e così via, avevano dato notizie del tutto tranquillizzanti, talché per esempio il mio personale, che erano militari, diplomatici, gente assegnata per questo... Nessuno ha avuto conseguenze... Però, e anche la popolazione. Ecco, io ovviamente non mi baserei sulla propria esperienza personale, ma sui dati epidemiologici. La conclusione della Commissione Mandelli è stata che i militari italiani in Kosovo si sono ammalati 3 volte e mezzo il normale di linfoma di Hodgkin e non Hodgkin. Io stesso sono stato molte volte chiamato come perito, non solo di parte ma anche da enti dello Stato, per la questione dei nostri militari, che credo abbiano diritto, come tutti i lavoratori, ad essere informati e non ad andare in braghe corte in Kosovo a sgomberare
luoghi dove è stato usato l'uranio impoverito, sì, oppure in Sardegna ad avere esercitazioni fino agli anni 70 con missili al torio che sono stati provati, metalli pesanti e danni che sinceramente non si vede il motivo. La guerra può servire per la pace, ma serve anche molto a chi la fa. Quindi diciamo che riconosce anche l'interesse territoriale. Beh, il 62% sta in Sardegna. Ma guardi, sono state diminuite del 40% le esercitazioni a fuoco, sono state molto intensificate le simulazioni, gli addestramenti con simulazione e così via. In Sardegna, per esempio, si cerca di non effettuare esercitazioni a fuoco da maggio a fine settembre, cioè nel periodo turistico, queste cose qua. Rimane un fatto che da qualche parte i soldati devono addestrarsi. Queste esercitazioni che contribuiscono a questa spesa di 80 milioni di euro al giorno per le spese militari, mi piacerebbe sapere quanto è utile alla pace o quanto invece è utile soltanto a chi ha necessità di fare questo tipo di esercitazioni.